Le navette sono poche e tutte le navette che ci sono comunque navette vecchie, non sempre sufficienti per gli studenti. Il problema si presenta sia all'andata al mattino che all'uscita. E la mattina abbiamo il problema anche magari con autobus di linea che non sono sufficienti e i ragazzi si trovano a piedi. A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, questo quanto lamentano alcuni studenti, in particolare del Mazzotti e del Palladio. Bus navetta che a loro dire non sarebbero sufficienti ad ospitare tutti i ragazzi, con i conseguenti problemi. Succedono ragazzi che devono entrare a scuola dopo e le scuole hanno iniziato a non giustificare più il ritardo con i mezzi di trasporto. Abbiamo ragazzi che nonostante abbiano un abbonamento pagato 200 euro e qualcosa annui, devono farci accompagnare dai genitori. Altri problemi che vanno a creare proprio anche il sovraffollamento. Spesso possono succedere che i ragazzi stiano male nell'autobus. Gli studenti avanzano delle richieste precise a MOM. Un aumento delle navette o una gestione migliore, a seconda di come ci risponderà la MOM a questa nostra richiesta, vedremo come muoverci. Eventualmente cosa pensate di fare? Eventualmente in quel caso scenderemo in piazza. Ma oltre alla questione del sovraffollamento, i ragazzi chiedono a MOM altri interventi. Continueremo comunque a chiedere un tavolo a MOM per il fatto che comunque le navette vanno sostituite e c'è bisogno di un investimento ecologico da parte della MOM. Per quanto riguarda il problema dei bus navetta, MOM fa sapere che dall'inizio delle scuole è quotidiano il monitoraggio dell'azienda sia al mattino negli hub da cui partono gli autobus sia all'uscita dalle scuole, e quello che è stato rilevato è che i mezzi ci sono, ma a mancare è una corretta distribuzione dei carichi passeggeri sui bus. Ci sono infatti molti studenti del Mazzotti che anziché prendere una delle 10 navette fuori dalla loro scuola, a piedi si dirigono verso il Palladio e il Da Vinci, salendo a bordo delle 2 presenti qui. MOM chiede quindi la collaborazione dei ragazzi e annuncia che da domani saranno a disposizione una navetta in più sia fuori dal Mazzotti che dal Da Vinci. Per quanto riguarda la questione inquinamento, l'azienda ribadisce l'impegno e gli investimenti in atto per rinnovare il parco mezzi.